Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Marietto veneziano. Allora, sono vicino a un piccolo fiumetto, come sapete, che il Marietto va in giro a camminare. Oggi abbiamo un po' di carne al fuoco, Parleremo delle istruzioni ai giovani, ai figli, no? E parleremo anche di certi personaggi esoterici che scendono su questo piano vibrazionale e al posto che stare su una montagna a dire Om o in un certo senso con le proprie vibrazioni santificare questa palla rotonda azzurra, scendono e si mettono in prima fila a combattere per l'umanità. Ma prima iniziamo a dirvi che stasera alle 21:30 sul canale del Marietto veneziano, nei Hildegarda e nei migliori social avremo Hildegarda con le live e il pendolino e le sibille. Quindi chi vorrà partecipare gratuitamente potrà esporre delle domande e via. Chiaramente viene risposto in ordine di arrivo, nome e data di nascita. Chiaramente se ci sono persone che sono degli abitué devono lasciare spazio anche ai nuovi, no? Non è che uno può sempre fare le domande e magari uno nuovo non sa come gestirsi, fa la domanda ma non avrà mai risposta. Quindi un pochettino anche di eleganza, di lasciare lo spazio ai nuovi, alle nuove persone, perché poi dopo ci contattano in PVT e ci dicono ma caspita, rispondi sempre ai soliti, destra e sinistra, sembra quasi una finta. No, noi abbiamo delle persone eleganti che sanno benissimo giostrarsi, sanno che devono lasciare spazio anche agli altri. Quindi nome e data di nascita. Iniziamo adesso a parlare dell'educazione ai figli. Perché purtroppo è la cosa per le famiglie, chiaramente, o per chi avrà figli, no? Perché io ormai ho 58 anni, sapete, 58 anni si ha la passepartout per dire quello che si vuole, perché più o meno se uno riesce a camminare con le proprie gambe, se ha 58 anni, qualcosa di buono può aver fatto. Se poi ha avuto una famiglia e ha avuto dei figli che hanno fatto qualcosa, ancora di più. Poi certo c'è gente invece che arriva a 58 anni che o perché non ha avuto un addestramento da giovane, o perché era il suo karma, o perché aveva tutte le possibilità di questo mondo e non le ha sapute prendere al volo perché era stereotipato, aveva le idee, il cervello degli altri, seguiva la moda, insomma c'era una marea di casualità, no? Non di casi, ma di casualità, che a un certo punto hanno deragliato queste persone. Arrivano magari tutte cercate, con i polmoni pieni di fumo, cancro, mezzi rotti, destra e sinistra. Ma per fortuna Marietto, sebbene si è fatto 3-4 guerre mondiali, è arrivato con le proprie gambe. E ho visto che ci sono dei sistemi che danno la possibilità di tirare su dei figli in modo, in un certo senso, non migliore degli altri, ma insomma che alla fine i figli diventano gli specchi dei genitori e di conseguenza fanno anche onore in giro, no? Ciao Fiorenza, quindi ci sono alcuni genitori che hanno dei figli, chiaro che può nascere sempre la pecora nera in ogni famiglia, però se uno ha 2 figli e tutti e 2, uno è un tossico e l'altro è uno sbandato, un ladro, un punto di domanda qualcuno se lo deve fare, no? Capite? Cioè addirittura io dico ai gatti di stare attento quando escono da casa, di stare attento a non dare ascolto alle cattive compagnie, o anche al cane, all'Achille, no? Figuriamoci ai propri figli, no? Quindi capite che bisogna iniziare già da piccolo, 5-6 anni, quando uno dei figli ne ha 1, 2, 3, 4, c'è gente che ha 4 figli, si mette a tavola un giorno dopo mangiato con la propria consorte e si valuta un piano per portarlo a un determinato punto ai propri figli. Ma non a 10, 15 o 20, A 5-6 anni ci si siede lì e ci si dice, senti, ma qui abbiamo dei bimbi, no? Dobbiamo fare qualcosa per loro, cosa facciamo? E qui casca, sapete cosa casca, no? Perché la maggior parte delle persone questo discorso non l'ha mai fatto, si gira, accende Netflix e li piazza lì davanti a Netflix o a un gioco di
simulazione di PS4. Ciao Alessandro. Ci sono invece altri genitori che a un certo punto si siedono e gli dicono: senti, noi non abbiamo certe qualità e dobbiamo fare in modo che altri prendano questa responsabilità. Allora li introducono, chi ha possibilità in società sportive serie, chi ha meno possibilità in società claudicanti sempre sportive. Poi è chiaro che va a colpo di fortuna, c'è l'allenatore buono anche nelle squadre sportive meno gettonate, ma di solito le squadre sportive importanti hanno degli ottimi allenatori e il ragazzo, il bambino già a 6 anni incomincia a avere una mappa mentale di gruppo, riesce a incominciare a capire cosa vuol dire essere sottomesso a un adulto che non è il proprio padre, incomincia a capire che per raggiungere degli scopi ci vuole uno sforzo di gruppo. Ciao Fiorenza, grazie di esserti uniti. Quindi capite, cari amici, questa è una strada semplice, no? Può essere costosa chiaramente all'inizio, perché per un genitore che ha 2 o 3 figli, però è una strada che darà sicuramente un aiuto a quei genitori che o per lavoro o perché non hanno le qualità o perché le hanno e non hanno tempo, perché non so, gli piace andare a funghi e di quell'altro, qualcuno prende la responsabilità di prendere i propri figli e addestrarli, e questo addestramento non glielo ruberà più nessuno sarà più in grado di rubarglielo. Quando invece sento dei genitori che mi contattano, 10 anni fa mi contattavano i genitori disperati perché il proprio figlio aveva iniziato a percorrere percorsi poco sani, e gli chiedo: ma scusi, ma da piccolino che addestramento ha avuto? E mi dicono: la TV, oppure andava in rosticceria o andava al bar, a 15 anni aveva la sigaretta in bocca. Capite che non ci siamo, non siamo sul pezzo. Come dicevo ieri, bisogna stare sul pezzo, perché poi i genitori, no, influenzano questi figli, e se sto figlio sta troppo in casa davanti alla PS4 che mangia e diventa rotondo come una pallina, capite che poi alla fine gli va via la voglia anche a 10-12 anni a iniziare a fare uno sport, perché ci saranno bambini che avranno iniziato a 7-8 anni che chiaramente non vorranno giocare in squadra con un bambino che non riesce a stare al loro passo, no? Proprio perché questo bambino, magari fuori forma, non avrà la mappa mentale ideale per giocare in una squadra dove ci sono bambini che già da 4-5 anni prima hanno sudato tutte le settimane per avere dei risultati. Purtroppo sono discorsi che bisogna fare. Certo, poi arriva giù Santone che dice: i bambini bisogna lasciargli la loro creatività. Certo, se ci fossero genitori che hanno tutte le qualità, allora se uno ha un genitore che è un Van Gogh, un Quasimodo, un Giotto, sono pienamente d'accordo, ma quando un genitore deve lavorare tutto il santo giorno per far andare avanti la ruota e chiaramente non ha le energie da impegnare per istruire il proprio figlio anche nello sport, l'ideale è portarlo in una squadra sportiva dove possa plasmarlo, possa dargli delle qualità. Ciao Graziella, grazie di essere uniti nel canale di Maledetto. Quindi capite, cari miei, che non potete poi correre quando le vacche sono uscite e dire: ho il figlio tossico, perché se a monte, quando vai a 6-7 anni, al posto che stare a pippettare o fare il bollito o a parlare male dei vicini, non si prendeva il figlio, lo si portava in una società sportiva molto seria, chiaramente, no? Perché chiaramente ci sono poi le società sportive, come ho detto, che sono ancora peggio che farlo stare davanti a PS4. Basta, decidete di dargli un imprinting, uno scheletro mentale in cui il ragazzo possa forgiarsi, chiaramente in futuro vi ringrazierà. E vi ringrazierà anche la società, perché chiaramente il ragazzo sarà un ragazzo educato, sarà un ragazzo che avrà delle qualità che il gioco di squadra gli avrà formato. Gli avrà formato la possibilità di prendere il bus da solo, già a 10 anni magari andrà in giro per la regione, a dipendenza sempre della squadra. Purtroppo questo lavoro
lo devono fare i genitori, non può fare l'allenatore. Il genitore a 5-6 anni studia un piano di attacco per dare uno scheletro mentale al proprio figlio, non al figlio del vicino, al proprio figlio. Si deve mettere lì con la moglie, guardarsi in faccia e dirgli: smettila di guardare Face, smettila di guardare il Marietto, vieni qui e parliamo di cosa possiamo fare per nostro figlio. Questo a 4-5 anni. Capite? Dite: caro marito, smetti di guardare il Marietto, cara moglie, smetti di guardare il Marietto, vieni qui, adesso parliamo di cosa facciamo fare al nostro figlio per i prossimi 15 anni a livello sportivo. Così che un giorno ci ringrazieranno. E vi ringrazierà anche la moglie di questo ragazzo che avete voi, questo figlio che avete nel suo mondo, e vi ringrazieranno anche i vicini di casa, perché diventerà un figlio educato che saprà essere sottomesso alle autorità. Invece il Marietto in giro vede tanti bambini che non hanno il nord. Al supermercato un giorno parlavo con una cassiera, mi diceva: qui il mercoledì sono liberi, e io faccio il segno della croce quando vedo questi ragazzi qua, perché non sono dentro in società sportive, sono in giro allo sbando, non sanno cosa fare, in branco sono quasi come delle belve. E questa cassiera stava male il pensiero di lavorare al mercoledì pomeriggio e vedersi questi 4 ragazzi che entravano al supermercato, compravano la bibita e rompevano l'anima a tutti. Rispondo a questo perché ci sono persone, no? Genitori che hanno questa possibilità immensa adesso di avere dei figli, no? Di plasmarli, di dargli questa forza, questa strada, no? Che poi li porterà in futuro ad avere sicuramente più facilità a gestirsi la vita e anche un matrimonio sicuramente più interessante. Quindi la prima cosa da fare è sempre scaricare dal sito capitano.altervista.org i vari circuiti gratuiti. Adesso ne abbiamo messo uno in vendita a 50 euro, che è una cosa molto particolare, è in progettazione, ci vorrà tempo, abbiamo già gente che l'ha pagato, vi assicuro che appena avremo finito di impaginare bene tutta la cosa, i circuiti ci sono già, ma dobbiamo mettere il testo in modo che le persone possano capirlo in modo semplicissimo, attivarlo in modo anche se è già attivato quando lo spediamo, e abbiamo il ciondolotto che vi ho spiegato. Purtroppo ci sono dei problemi tecnici in dogana, no? Da un mese che sono fermi almeno parecchi ciondolotti che la gente ha già comprato, ma arriveranno, ci siamo informati, ci vuole il suo tempo. E in più ci sono molti circuiti gratuiti che potete attivare per essere aiutati in quello che vi sto spiegando. Quindi il vostro Marietto vi dice: quando e se avete dei bambini a casa, la cosa più importante è fargli fare dello sport. Bisogna attivarsi, non guardare in faccia a nessuno, non guardare il prezzo delle scarpette, se costano 10 comprate le 10, non state lì a risparmiare, a speculare sui figli, cercate di dargli un imprinting. Non lasciateli davanti alla PS4, parcheggiate il PS4 che litigano col cugino vicino di casa, che le si sente smadornare. Dovete dargli qualcosa voi, e quando voi non ci riuscite lo dovete far fare a una società di sport. In Russia, adesso vi parlo, aspetta Laura, dovrebbe essere fatto di ottone, adesso non mi ricordo bene il materiale, no? Lara, scusa perché sto facendo questa filippica. Quindi capite, cari miei, che il discorso, no, è per quei genitori che non sono ancora partiti col piede sbagliato, sono partiti col piede giusto, no? Hanno fatto fare la pulizia, hanno attivato tutti i circuiti, a un certo punto si trovano lì 4 bei bambinetti e a un certo punto devono avere la scintilla di dire: cosa facciamo fare ai nostri figli? Ci sono le mamme che fanno finta di niente, no? Della serie: io li vado già a prendere in macchina a scuola o li porto all'asilo, adesso sì, per me è già troppo. E ci sono quelli invece che si siedono e dicono: noi fra 10 anni vogliamo che il nostro figlio sia lì. Riprendo un po' il discorso della Russia. In Russia c'è una scuola d'élite, no? In cui i genitori, chiaramente una parte d'élite è di borghesia medio-alta, ma ci sono anche dei genitori che sono operai,
che hanno dei figli ai quali vogliono dargli questo imprinting, no? Per entrare in questa scuola, chiaramente quelli che hanno tanti soldi hanno una corsia preferenziale, ma questa scuola prende anche dei ragazzi di ceto basso. E cos'è questa scuola? Questa scuola è una scuola di hockey che praticamente li forma a livello professionale, quindi molti di quelli diventeranno ingegneri, ma nello stesso tempo li forma a livello hockeyistico. Ma la scuola è più orientata allo sport, no? Un po' all'americana. E i genitori di ceto basso chiaramente fanno i salti mortali per poter permettere ai propri figli di entrare in questa struttura. Io, quando mio figlio più piccolo aveva 10 anni, no? Ho visto giocare bambini di quella qualità lì che avevano 10 anni e riuscivano a vincere contro ragazzi che avevano 2-3 anni più di loro, perché avevano degli schemi mentali, no? Così forti, così importanti, che erano praticamente, sembravano quasi dei robot. Ma è chiaro che questi ragazzi qua si sono sudati ore e ore di studio, teoria, pratica, studio scolastico, e quando si vedevano giocare era uno spettacolo. Chiaro, sto parlando di un'elite. Adesso in Italia noi abbiamo delle scuole didattiche, insomma, in alcuni punti di eccellenza, in alcuni punti claudicanti, però abbiamo delle bellissime strutture sportive vicino, di calcio, di pallacanestro, di quant'altro che voi volete, è lì che li dovete portare, perché se ci riescono i russi ci possono riuscire benissimo i genitori che abitano in Italia. E vi ripeto, dico queste cose per il semplice fatto che sento tutti i santi giorni genitori che sono arrivati alla frutta perché hanno il figlio che ha preso la cattiva strada. Il problema non è adesso, il problema è quando al posto di prendere delle decisioni per aiutare i propri figli a fargli fare pallacanestro, a fargli fare qualsiasi tipo di pallavolo, pallanuoto, se hanno delle bambine, non so io, atletica, insomma, qualsiasi cosa che aiutino questi benedetti ragazzi a 5-6 anni a incominciare a mettersi le scarpette da solo, a farsi la doccetta da solo, insomma, a diventare leggermente indipendenti. Vi ringrazieranno i mariti e le mogli di questi, come si suol dire, figli fra 20 anni. È chiaro che magari all'inizio sarà un po' dura a livello economico, ma poi alla fine la cosa gira, no? Boom. Vi dico questo perché sento tutti i santi giorni i genitori che sono in apprensione perché capiscono di aver sbagliato il tempo, no? E hanno dei figli che praticamente sono la loro vergogna, non sanno più cosa fare e non riescono a capire dove hanno sbagliato. Non hanno sbagliato ieri o la compagnia che li ha portati sulla cattiva strada, li hanno sbagliato quando loro erano piccoli, al posto che guardare i figli, guardavano, non so, andavano in discoteca e lasciavano i figli alla nonna. Capite? Questa è la prima parte della live di stamattina. Scusate, leggo Alessandro. Esatto Alessandro, è così la storia. Eri già inquadrato bene. Esatto Alessandro, proprio così. Alessandro ha scritto un bel testo ed è così. Però il problema è che questi ragazzi di oggigiorno, fra 10 anni, saranno padri di famiglia e quindi faranno dei casini. Quindi io, 20 anni fa, mi ricordo che avevo uno studente, una laurea in tasca, gli dico, ma senti, era disoccupato, gli dico, senti, ma cosa vuoi fare nella vita? Sono in stand-by, aveva una laurea in tasca ed era in stand-by, non sapeva cosa fare nella vita. Cioè, capite? Questo qui, adesso io non so che fine ha fatto, ma se uno a 30 anni con una laurea in tasca spendibilissima non sa cosa fare nella vita, in un paese dove, come abito io, che è ricco, no? Voi capite che il resto è messo male. Boh, questo è solamente un consiglio che il vostro maledetto vi dà, di attivare tutti i circuiti gratuiti nel sito capitano.intervista, guardare le pillole del vostro marito di Hildegarda, oppure fare dei riti propiziatori per fare in modo che se avete un marito che è un pochettino gnuc, no? Come si dice,
un pochettino duretto, no? Che lo attivi per guardare i figli, perché è importante, non è che il marito deve solamente portare a casa quei 4 euro, deve anche muoversi nella direzione di proteggere i figli. Non oggi che magari li vedi in casa belli felici, ma domani, e se domani non hanno una struttura mentale da guerriero, capite che hanno una struttura mentale del tipo che assorbe tutte le sciocchezze che dicono in TV. Ciao Lidia, grazie di esserti unita. Bene, e adesso andiamo avanti perché una mia amicizia che mi segue e ha letto Mago Frabato, ha letto mi ha scritto un bellissimo testo in cui mi chiede come mai ci sono anime altissime che devono scendere e subire così tanti danni, così tanti problemi nella vita. Allora, il problema è che esistono due tipi di anime altissime e David Crivelli, no? Che è un noto cabalista e divulgatore, no? Di Kabbalah filosofica, diciamo, lo spiega in modo perfetto. Nella realtà esistono due tipi di rabbi. Esiste il rabbi santo e il rabbi santo che decide di scendere a cercare le altre 600.000 anime kabbaliste. Il problema è che il rabbi santo resta nella sua santità ed è irraggiungibile. Il rabbi santo che scende invece a prendere le altre 600.000 anime che si sono dimenticati di essere kabbalisti, purtroppo devono fare dei passaggi, praticamente si devono sporcare le mani, mettere le mani dentro la palude. E alcune volte loro si dimenticano di essere stati dei rabbi santi e di conseguenza agiscono come il più crudele dei personaggi, no? Ma lo fanno con lo scopo principe di attivare dei meccanismi tipo la divulgazione di libri, la vendita di oggetti cabalistici che imprimono nel subconscio a persone che lo comprano, dei meccanismi di richiamo per le scintille. Insomma, tutto quel sistema che dia le possibilità a quelle scintille che ormai sono perse, che non si ricordano più di essere cabalisti, di ritornare a casa. Infatti Franz Bardon, io ve l'ho sempre detto, il testo è stato scritto da Heinrich Himmler, ma a memoria postuma è stato dato come autore a Franz Bardon, ha scritto 3 libri ancora, di cui il terzo è proprio di matrice cabalistica. Franz Bardon, o Heinrich Himmler meglio, era chiaramente un cabalista. Quindi capite che esistono due tipologie di santissimi. Il rabbi santo che resterà su, come si dice, nella Keter, ci sarà quell'altro tipo di rabbi santissimo che praticamente si toglie la santità e scende e mette la mano nella palude, e quando si entra a mettere le mani nel palude purtroppo si diventa anche peggio dei propri carnefici. Ma lo scopo non è essere carnefici, ma di riuscire a comunicare le altre anime, tipo libri, prediche, divulgazioni e quant'altro, che esiste la possibilità di ritornare a casa, anche perché questa possibilità dura massimo ancora 300 anni, poi ci sarà un reset e chi c'è, chi non c'è più. Quindi capite? Ciao Antonella, grazie di essere. Grazie. Grazie Lidia che ascolterà in differita. Quindi capite che ci sono due tipi di santità. C'è la santità che non si può sporcare le mani perché non ne vede bisogno, e c'è la santità invece che capisce la durezza di questa vita e praticamente quella è più importante. Agli occhi di un cabalista che non conosce il sistema di quei santi che si tolgono il vestito di santità, è la santità massima, il rabbi santo. Ma agli occhi del santo il massimo è il cabalista santo che si toglie l'abito e scende e si sporca le mani. E quindi noi avremo due tipologie di santi: quello che da mattina a sera prende legnate per poter aiutare e divulgare la conoscenza cabalistica, e quello invece che vive nella sua Keter, no? E viene praticamente osannato tutti i santi giorni, no? Il santo rabbi di qua e il santo rabbi di là, cabalisti, io sto parlando per il discorso cabalistico. Invece voi sapete benissimo che ci sono
tipologie di monasteri in cui i monaci tibetani, ad esempio, stanno là tutta la vita in questa samadhi e vivono in questo pala e nessuno di loro scende a chiamare gli altri tibetani. Capite? Ogni tanto ci sono delle persone illuminate tipo Osho, no? O altri, come si suol dire, divulgatori, anime eccelse, chiamatelo poi come volete, che scendono, no? e divulgano a loro modo. Ma questo è un altro discorso, non sono cabalisti. Io sto parlando di questa amicizia che mi ha chiesto come mai giustamente Frabato, cioè questo Franz Bardon, che poi in realtà, lo ripeto, era Erich Himmler, no? Praticamente ha dovuto togliersi l'abito di santissimo, no? Perché chiaramente era un'anima altissima, per poter scendere e dare, perché ha scritto 3 libri, oltre a questo qui, 3 libri importanti, di cui il terzo era di matrice chiaramente cabalistica. Quindi è lì che bisogna capire che esistono 2 santità, la santità elevatissima, no? Noi abbiamo avuto il Sai Baba, no? Che era chiaramente, non era un cabalista, ma chiaramente aveva una matrice di santo. Però chiaramente Sai Baba, c'è stata un'industria che gli ha mandato un comando di 6 persone e lui ha fatto, capite, track, li aveva messi al muro, cioè capite, non era il santo che è sceso a sporcarsi le mani, era il santo che non voleva essere disturbato. Capite che ci sono 2 tipologie, quindi potreste trovarvi anche un santo che scende e lavora magari come fabbro, no? Come operaio, come l'ultimo degli ultimi, chiamatelo come volete, ma in realtà sta lavorando perché magari a 60 anni, 70 anni comincerà a regalare a destra e a sinistra delle conoscenze esoteriche importanti, perché amare le 600 scintille, 100.000 scintille che costruiranno l'anima prima, la Ramon poi in fondo. Quindi per quello esistono queste 2 cose. E Crivelli in un suo libro lo spiega bene. Ma è chiaro che per i cabalisti che non sanno che esiste questa versione del santo che si toglie i guanti bianchi, esiste solo il rabbi santo, ma i rabbi santi sanno che fra di loro a un certo punto qualcuno scenderà dalla santità e si sporcherà le mani per richiamare quegli altri 600.000 che non sanno niente di Kabbalah. Grazie Doris, grazie Jessica di guardare questo video. Quindi capite perché esistono questi libri che sono in modo tosto e anche in modo camuffato, perché ve lo ripeto, il libro di Franz Bardon, Frabato, fondamentalmente è stato scritto da Erich Himmler, che è stato praticamente il costruttore della rinascita della Germania ed è stato anche quello, detto fra di noi, che ha scritto Mein Kampf, e poi dopo chiaramente i vincitori manipolano la storia e hanno scritto cose non vere, però purtroppo chi vince ha questo compito. Comunque noi abbiamo questa grazia di Dio di avere questi testi di Franz Bardon che sono tranquillamente comprabili, chiaramente sono testi per gente iniziata, no? E lo scopo principale è portare le persone alla Kabbalah. Per infatti il terzo libro è nettamente di matrice cabalistico. Quindi ci sono queste 2 tipologie di santità, no? Quella che non si sporca mai le mani, che resta sempre su in questa bolla di santità, e quello che viene giù è un mascalzone, ne fa di cotte crude, ma il suo scopo principe è attivare dei meccanismi che poi col tempo saranno libri e farà capire che esiste la possibilità di tornare all'anima prima. Ma questo solo per 600.000 scintille che ci sono in giro per questo pianeta. Per il resto gli altri non so. Bene, allora la filippica sull'addestramento dei figli è molto importante, perché sento tutti i santi giorni genitori, ma soprattutto mamme disperate. Le mamme disperate dovevano prendere la forza 20 anni fa di mettersi a tavolino, magari smettere di fumare o di guardare la telenovela, o di parlare della gonna della vicina, prendere i suoi figli, metterli in camera, parlare col marito e dirgli: senti, adesso cosa facciamo per i prossimi 15 anni? Il nostro figlio e noi abbiamo delle carenze qui e là, cerchiamo di trovare delle soluzioni per fare in modo che il nostro figlio a un certo punto, quando entra in un locale, sia rispettato e non sia solamente un pollo da essere spennato con i messaggi
stereotipati. Il concetto è molto semplice. Poi è chiaro che se il marito è stato cresciuto, no? In un modo non così, chiaramente questo qui di mappe mentali da guerriero non ce le ha, questo qui corre dietro alla prima minigona o al primo messaggio stereotipato del sistema, e lì allora c'è poco da fare, lì allora bisogna mettere circuiti, riti operativi propiziatori e tutto quello che si può per dargli un colpo al marito che si svegli, che aiuti il figlio a crescere, perché sennò santi che pagano il mio pranzo non ce ne dicevo quel tale. Bene cari amici, grazie di aver seguito il vostro Marietto, vi ricordo che se volete avete il ciondo a 150 euro con 8 protezioni, l'ebook 50 euro che praticamente, l'abbiamo già detto tante volte, ha un sacco di a 12 circuiti nuovi, protettivi, importanti, che si attivano anche se non li stampate e quant'altro, ma chi lo comprerà poi leggerà bene le istruzioni, quindi sarà facile, come si suol dire, l'utilizzo, no? E poi stasera alle 21:30 il Degada per le domande gratuite sui migliori canali di Facebook, gruppi, no? Uno è chiaramente quello di Laura Ciofini, l'altro quello di Paolo Cherini, che sono fortissimi, no? Sono due canali di gruppi di divulgazione, di ottima divulgazione. Poi abbiamo quelli di Degada Marietto Veneziano e poi abbiamo i due canali di YouTube, il Degada Marietto Veneziano. Lì trovate la diretta del Degada Marietto Veneziano che danno gratuitamente le risposte. Stasera ci sarà il Degada e domani alle 4 alle 16 ci sarà il vostro Marietto Veneziano. Bene cari amici, grazie di avermi seguito fino a qui, questo video lo vedranno ancora 200-300 persone, quindi chi non conosce ancora Marietto Veneziano può andare tranquillamente nel canale YouTube di Marietto Veneziano il Degada e iscriversi, così di essere aggiornato con le nuove live. Vi ripeto che questo video sarà poi pubblicato su YouTube in giornata. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!